La prima del nuovo Consiglio Comunale di Agrigento all'indomani della prima domenica di San Calogero è stata convocata per il 6 luglio la seduta di insediamento dei 30 inquilini di Aula Sollano. 11 sono i volti conosciuti, di cui 9 reduci dalla scorsa esperienza amministrativa, quella finita nell'occhio del ciclone, all'attenzione dell'opinione pubblica, dei mass media nazionali e anche sotto la lente di ingrandimento dell'autorità giudiziaria per via dello scandalo scoppiato attorno ai gettoni di presenza. Buona parte ha così rinunciato in partenza alla sfida, qualcun altro non ce l'ha fatta. 9 di loro sono stati invece riabilitati dal voto popolare e torneranno quindi ad occupare le poltrone dell'assise cittadina. E a presiedere i lavori inaugurali sarà proprio uno dei confermati, Marco Vullo, del Partito Democratico, in quanto il più votato in assoluto con i suoi oltre 700 preferenze. Fanno parte del gruppo dei veterani Gerlando Gibilaro, Nino Amato, Angelo Vaccarello, Giovanni Civiltà, Gianluca Urso, Alfonso Mirotta, Alessandro Sollano e Angela Galvano. Poi c'è il ritorno in aula di Nello Amel e William Giacalone. 9 le donne, è un record, elette in consiglio, oltre alla Galvano, dentro Piera Greceffa, Gabriella Battaglia, Nuccia Palermo, Daniela Catalano, Giorgia Iacolino, Maria Grazia Fantauzzo, Teresa Nobile e Margherita Bruccoleri. Nessuna certezza ancora sulla composizione dell'ufficio di presidenza, che spetterebbe sulla base degli equilibri interni al cartello di maggioranza che sostiene il sindaco al nuovo centrodestra del ministro Alfano, il quale continua a tessere le lodi di Firetto e a bacchettare indirettamente il suo predecessore Zambuto. Queste le parole del leader dell'NCD. Finalmente ad Agrigento c'è un sindaco che non usa il posto di sindaco per provare a diventare deputato, ma che molla il posto da deputato per fare il sindaco della città. È un gesto d'amore, noi vogliamo sostenerlo e accompagnarlo. E a Raffadali si è svolta ieri sera la prima seduta del Consiglio Comunale. Presidente è stato eletto Francesco Gambino, vicepresidente Giusi Tuttolomondo, entrambi espressione della maggioranza che sorregge il sindaco Silvio Cuffaro, il quale ha completato il suo esecutivo. Ha nominato Giovanna Vinti ed Enrico Vella, che si vanno ad aggiungere agli assessori della prima ora Luigi Costanza e Franco Laporta, al quale è andato anche il ruolo di vice sindaco. Tutti abbiamo rinunciato all'indennità, sottolinea Cuffaro, e i soldi risparmiati li investiremo sulle politiche sociali.